dal Circolo Galilei sugli argomenti legati alla matematica. Come promesso e come d'uso rubo sempre 5 minuti per informarvi su tutte le iniziative che ci piace condividere con tutta la popolazione di Mogliano e forse anche un po' oltre, vedo delle facce molto nuove. Questa sera ci occuperemo a discutere un po' sulla scuola. La nostra idea che ci accomuna anche nell'organizzare queste conferenze è infatti la diffusione del pensiero scientifico, non tanto per aumentare la nostra quantità di nozioni che quotidianamente assimiliamo, ma anche per dare una base con la quale renderci abili ai ragionamenti delle scelte che quotidianamente dobbiamo affrontare. E quindi direttamente ci si infila praticamente nella scuola, perché noi siamo adulti, forse la scuola l'abbiamo finita, ma tutti quelli che hanno figli o comunque nipoti o persone che la frequentano sanno quanto è importante affrontare con apertura di pensiero tutto ciò che è scientifico per formare delle persone che saranno in grado di decidere liberamente. E cosa abbiamo organizzato quest'anno con la scuola? Particolarmente vicini siamo e collaboriamo, e grandi iniziative derivano dalla scuola media Toti Dal Monte, di cui abbiamo qui la preside che dopo esporrà brevemente le iniziative del piano tecnico. E in particolare alcuni dei relatori che vengono alle nostre conferenze o il giorno stesso piuttosto che il giorno dopo parteciperanno anche direttamente nelle scuole, coinvolgendo con argomenti non esattamente uguali i ragazzi in questo mondo che non è poi né spaventoso né pericoloso. E inoltre, sempre con la scuola Toti Dal Monte, stiamo organizzando una serata sulla biodiversità e stiamo ancora mettendo a punto degli ulteriori progetti che verranno realizzati nel corso della primavera, che vedranno anche il coinvolgimento di tutta la popolazione, perché verranno fatti anche degli esperimenti aperti a tutti coloro che vogliono partecipare e anche ringraziare chi fa tanta fatica nel preparare e nel coinvolgerli. A questo punto non mi rimane che passare due parole alla preside, la professoressa Pazzella. Buonasera a tutti voi e un benvenuto particolare al professor Cimemi, che non ho il piacere di conoscere ma che avrò invece il piacere insieme a tutti voi di ascoltare. Allora, un brevissimo intervento per lasciare tutto lo spazio necessario a questa serata per un ringraziamento e un apprezzamento particolare al Circolo Galilei, espressione della SOMS, associazione con la quale abbiamo il piacere di lavorare ormai da 2 anni, e lo ringraziamo in particolare per aver compreso quanto sia importante che le scuole partecipino alla vita culturale del territorio in maniera davvero operativa e concreta. E da 2 anni abbiamo il piacere di condividere l'organizzazione di queste conferenze per la divulgazione del pensiero scientifico matematico, e dobbiamo veramente dire che il risultato è eccezionale, considerata la partecipazione che vediamo questa sera, ma che si ripete ogni volta sempre più numerosa, e quindi sicuramente il Circolo Galilei, e anche noi condividiamo questa cosa con orgoglio come scuola, ha saputo intercettare uno dei bisogni più autentici delle persone, il bisogno di cultura, di alto livello, e la voglia di partecipare insieme agli eventi di cultura. E noi come scuola ci sentiamo non soltanto sponsor, ma partner del Circolo Galilei nell'organizzare questi eventi e questi progetti per la divulgazione del pensiero scientifico, e con l'obiettivo anche di rilanciare un insegnamento alternativo della matematica, delle scienze nella scuola, il coinvolgimento didattico sulla matematica,
cosa che è condivisa pienamente da tutti gli insegnanti della mia scuola, ma anche dagli insegnanti nelle scuole del territorio, del liceo scientifico Berto, e abbiamo contagiato anche altre scuole, tanto è vero che parteciperà con noi al progetto che la presentatrice prima ha così citato a sprazzi, e quindi abbiamo contagiato anche la scuola media Serena di Treviso, e so che anche il liceo Canova si è interessato, e lavorare così con questa progettualità nella scuola, organizzare la giornata della scienza, organizzare il concorso Adotta un esperimento, che quindi mette alla prova i ragazzi nell'ideare, costruire un esperimento e saperlo anche realizzare e comunicare. Bene, tutto questo è formazione in servizio anche per gli insegnanti, e quindi mi sento di ringraziare molto in particolare gli insegnanti delle mie scuole che sono davvero molto motivati e li sento molto partecipi e molto riconoscenti al Circolo Galilei per lavorare insieme a noi in sinergia. Bene, io vi lascio dicendo che queste sono davvero occasioni speciali che offriamo alla città, quella cioè di sentire tutti insieme, avere l'occasione di sentire tutti insieme alcune fra le menti italiane eccellenti, provenienti da università italiane prestigiose, non solo, ma anche da tante università europee. Bene, questo è davvero un onore, un'occasione speciale. Grazie.